Il team Sudafrica qualificato per i prossimi Giochi Olimpici di Rio, Dylan Bosch. Al suo fianco in corsia 2 per la Sport and Fitness, Pietro Schinetti. In corsia numero 3 per i nuotatori trentini, per l'anno 96 in carriera ha vinto medaglie ai campionati giovanili, ha partecipato a 3 manifestazioni con la nazionale azzurra giovanile, vincendo 3 medaglie internazionali, Francesco Peron. In corsia numero 5 per il Sudafrica, per il team olimpico qualificato per Rio, ha partecipato a Kazan, Miles Brown. In sesta corsia anche lui ha partecipato ai mondiali di Kazan, anche lui qualificato per le Olimpiadi di Rio per l'Egitto, Marwan El Kamash. In settima corsia per il Sudafrica, qualificato per i Giochi di Rio, specialista del dorso e dello stile libero, Calvin Justus. In corsia numero 8 per la Gesti Sport, Paolo Taglioretti. E in corsia numero 4 per il Sudafrica, è campione olimpico a Londra 2012, 2 medaglie d'oro ai mondiali di Barcellona, un oro e un argento ai mondiali di Kazan, in carriera 13 medaglie internazionali tra mondiali e olimpiadi per il Sudafrica, Chad le Clos. Prova. E allora dovremo esserci con questa prima serie. Take your mark. E allora siamo in acqua con questa prima serie con Chad le Clos in quarta corsia. Non era presente ieri, ma invece c'è quest'oggi, sia questa mattina che questa sera nella farfalla. Per quanto riguarda i 200 stile libero, il record della manifestazione è dell'atleta in corsia 5, Miles Brown, 1,48 e 45. Chad le Clos 24,07 ai 50, Miles Brown 25,55, Francesco Peron in terza posizione 25,67, l'abbiamo ricordato, Chad le Clos a Londra la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici nei 200 farfalla, e tra Barcellona e Kazan altre 3 medaglie d'oro. Chad le Clos saldamente al comando alla virata di metà gara, 51,17 il suo passaggio, Miles Brown 52,87, Marwan El Kamash per l'Egitto, specialista delle distanze dei 200 e 400, sale in terza posizione con 53,68. Ma siamo già dall'altra parte della vasca con Chad le Clos, che dopo la prima edizione ritorna a Treviso anche nel 2016. Terza virata per lui, quella dei 150, 27,97 i suoi terzi 50, Miles Brown 28,00, Marwan El Kamash dalla sesta corsia 28,94. Chad le Clos naturalmente in piena preparazione per i Giochi di Rio de Janeiro, ricordando che il record del meeting è 1,48,45, siamo già alle ultime bracciate per l'atleta classe 92 del Sudafrica, 1,46,68, 146,68, new competition record, Chad le Clos. Miles Brown anche per lui grande prestazione, 1,48,63, Marwan El Kamash è terzo in 1,50,99. Applausi per questi grandi campioni e per il vincitore Chad le Clos. Questo dunque è l'epilogo